Ciao, benvenuto! Nel video di oggi voglio tornare a parlare di cartografia, però a differenza dei video precedenti dove avevo trattato della cartografia tradizionale, con il video di oggi ti voglio parlare della cartografia digitale. Buona visione! La cartografia digitale, come dice già il nome, non è altro che una mappa, una carta che invece di essere salvata e consultata su di un supporto tradizionale come è la carta, viene disegnata e poi salvata su di un supporto digitale, per cui poi questa cartografia può essere consultata su telefoni, PC, smartwatch o comunque su qualsiasi device che sia in grado di memorizzare dei dati e poi visualizzarli sotto forma di immagine. Sostanzialmente esistono due formati di dati per la cartografia digitale. Possiamo avere il formato raster oppure il formato vettoriale. Poi i due formati effettivamente possono essere fusi, possiamo avere delle carte digitali che presentano degli elementi raster e degli elementi vettoriali. Però adesso come prima cosa vediamo cosa sono i dati raster e cosa sono i dati vettoriali. Partiamo dai dati raster. Una cartografia digitale in formato raster non è altro che una semplice fotografia di una mappa cartacea. Quindi io posso prendere una macchina fotografica, scatto una foto ad una mappa, la salvo, la guardo sul PC ed ecco che ho una cartografia digitale. La cosa migliore per costruire cartografia raster chiaramente è la scansione. Esistono scanner ad ampio formato che possono tirare su immagini molto grandi e con molta risoluzione. Ma sostanzialmente la cartografia raster è questa, è un'immagine di una carta già disegnata. Il passo successivo della cartografia raster è quello che poi rende utilizzabile il nostro dato, è la georeferenziazione, cioè io vado a porre questa mia fotografia o questa mia scansione nello spazio. Su questa mappa che ho scansionato io conoscerò dei punti, attraverso dei software vado a dare delle coordinate che conosco, coordinate precise a determinati punti ed ecco che io sono andato a georiferire un'immagine, cioè ho dato delle coordinate all'immagine. Una volta che ho fatto ciò, attraverso dei software GIS o software di vari GPS, vado a posizionare questa immagine precisamente nello spazio e poi se ho accesso ad un GPS, la mia posizione mi verrà mostrata esattamente su questa carta. Tutti gli elementi in una cartografia raster, essendo un'immagine, vengono rappresentati attraverso i pixel. Più saranno piccoli e fitti i pixel, maggiore sarà la risoluzione della carta. Chiaramente la scala di una mappa raster è legata alla scala della mappa che ho scansionato. Se io vado a scansionare una mappa al 25.000, la scansiono in rapporto 1 a 1, avrò una mappa digitale sul computer al 25.000. Potrò fare degli zoom sul 25.000, per cui potrò andare al 150%, al 200% sulla mia mappa, ma resterà sempre una scala di 1 a 25.000, per cui quando andrò a fare delle misurazioni dovrò sempre ricordarmi del rapporto di scala e rapportarmi all'1 al 25.000. Altro aspetto importante di una cartografia raster è la risoluzione, sia la risoluzione di partenza, per cui la mappa che utilizzo, quella che fotografo o che scansiono, deve essere precisa, i tratti devono essere segnati bene, non deve avere sbavature. E poi anche importante la risoluzione di acquisizione dell'immagine. Se io utilizzo la macchina fotografica del cellulare o uno scanner con una bassa risoluzione, che ne so, un 70 pixel pollice ad esempio, sono risoluzioni basse. Diverso è se io faccio una foto grande formato o una scansione a 300 pixel pollice. Tutti questi elementi andranno a incidere sul risultato finale della mia cartografia. Chiaramente una cartografia raster con alta risoluzione peserà parecchi mega se non giga sul nostro hard disk. Nella cartografia vettoriale invece tutti gli elementi presenti in una mappa, in una carta, sono costituiti da tre geometrie fondamentali, che sono il punto, la linea e il poligono. Qualsiasi elemento su questa carta, fiumi, strade, ponti, case, alberi, viene rappresentato solamente con questi tre elementi. La cartografia vettoriale per cui deriva da un disegno. Possiamo disegnare a mano libera oppure possiamo andare a ricalcare ad esempio una cartografia raster che abbiamo precedentemente scansionato e georiferito. Altrimenti possiamo affidarci a dei rilievi sul campo.
dalla topografia classica fino ad arrivare alla aerofotogrammetria o al laser scan, al rilievo tramite laser. Avrò diversi formati di dati e io praticamente con alcuni software vado proprio a disegnare ciascun elemento. Se devo disegnare una strada utilizzerò una linea, se devo segnarmi un albero utilizzerò un punto, se devo segnare un edificato, un rifugio ad esempio, farò un poligono che rappresenta il tetto di questo fabbricato. Ciascun elemento della cartografia vettoriale, quindi punti, linee o poligoni, possono essere associati a delle tabelle degli attributi. Quindi ad esempio il sentiero che vado a disegnare, io posso allegare a questo sentiero una tabella dove dentro ci posso scrivere il nome ad esempio e il codice del sentiero CAI. Quindi ricapitolando, cartografia raster immagine, cartografia vettoriale elementi geometrici. In linea di massima non esiste un formato migliore rispetto all'altro, dipende sempre cosa dobbiamo andare a fare. È vero che negli ultimi anni lo sviluppo dei telefoni, ma soprattutto dei GPS cartografici e anche degli orologi, ha reso molto più comune la cartografia vettoriale. Questo perché pesa molto meno, posso rappresentare un sacco di elementi e aree molto vaste con un dispendio di memoria e di potenza di calcolo molto inferiore rispetto alla cartografia raster, per cui solitamente in ambito outdoor i formati principali di cartografia digitale sono quelli vettoriali. Un elemento inoltre a favore della cartografia vettoriale è appunto il fatto di avere degli attributi legati a questi elementi, per cui adesso chiaramente su telefoni, su GPS è un po' difficile, ma se io voglio preparare un'escursione, farlo sul PC, utilizzando una cartografia vettoriale ho due grossi vantaggi. Uno è sicuramente quello di poter interrogare gli elementi che trovo, per cui se ho un buon database che mi supporta questa cartografia posso avere le distanze, i tempi, i dislivelli, i nomi dei sentieri, i numeri dei sentieri, un sacco di informazioni. Ma probabilmente la cosa migliore che ci permette di fare la cartografia vettoriale è il routing, cioè io come faccio con il mio vecchio TomTom in macchina, gli dico voglio andare da A a B e ci sono software anche sul web gratuiti che mi calcolano il percorso migliore in base al dislivello, al tipo di terreno, al giro che voglio fare. Ecco, una cosa del genere la posso fare se ho dei dati di base vettoriali, perché su una cartografia raster io non posso assolutamente andare a fare il routing, a meno che non mi metta lì col rigellino sullo schermo, inclinometro, carta millimetrata e me lo faccio, però a quel punto tanto vale farselo su una cartografia, chiamiamola tradizionale. Bene, con questo video ho voluto fare una breve introduzione sulla cartografia digitale. Seguiranno almeno altri 2 episodi, credo, dove vorrei farti vedere alcuni esempi di cartografia, soprattutto vettoriale, e poi la mia idea è anche quella di fare un video dove ti mostro un po' come utilizzo io questi dati per organizzarmi un'escursione e anche di più giorni, perché alla fine utilizzando i dati su alcune cartografie libere che si possono utilizzare, consultare senza problemi su internet, si possono pianificare molto bene i trekking, soprattutto quelli di più giorni. Quindi fammi sapere sotto in descrizione se puoi essere interessato in questi video e poi man mano nei prossimi mesi usciranno. Io ti voglio anche ricordare, se non l'hai già fatto, di andare a vedere i precedenti video dedicati all'argomento cartografia, in quanto la cartografia digitale deriva dalla cartografia tradizionale, quindi quelle regole, conoscenze di base che servono per leggere una cartografia tradizionale poi vengono utilizzate anche per la cartografia digitale. Per cui è importante conoscere un paio di concetti, quelli che per l'appunto avevo già trattato nei video precedenti. Come al solito li troverai sotto in descrizione e, ripeto, se non li hai già visti ti consiglio di andare a vedere anche quelli. Bene, io come al solito spero di essere stato abbastanza chiaro, però se c'è qualche dubbio o qualche altra informazione che vuoi avere, lasciami sotto un commento e come al solito cerco di risponderti nel miglior modo possibile. Io intanto ti ringrazio per aver visto questo video e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao, a presto!